Buongiorno, benvenuti. Non ci poteva essere miglior location di Palazzo Ferrofini, una delle sedi più prestigiose della nostra regione, per presentare al pubblico un evento che ha una rilevanza nazionale ed internazionale a livello sportivo e che rappresenta quindi un vanto per il nostro territorio. E abbiamo qui con noi per presentarcelo il presidente della SD Panther Boys Padova, Ezio Piovesan, che è uno dei protagonisti insieme ai suoi collaboratori dell'associazione nel promuovere la BMX Week 2025, un appuntamento che vede gli appassionati, gli amanti della BMX, ma non solo, del ciclismo, impegnati e attirati nel contesto padovano, dove presso l'impianto polifunzionale Filippo Racciti si daranno appunto questo appuntamento per esaltare, per valorizzare BMX e il mondo del ciclismo. E allora io cederei la parola per entrare più nel dettaglio e per conoscere un evento non solo però abbiamo detto caratura nazionale e internazionale, di valore sportivo, ma io aggiungerei anche culturale, sociale, turistico, per tutto quello che riesce a portare in termini di eventi e anche di presenze. Eventi così fanno la differenza sul territorio, quindi abbiamo molto piacere nel ospitare appunto qui a Palazzo Ferrofini e dare la visibilità opportuna e adeguata. Allora prima di cedere la parola ad Ezio Piovesan, facciamo partire anche il video, così entriamo subito nel clima. Bello il video, ci dà proprio l'impressione dell'attività che viene svolta con grande passione da parte, io direi, non solo del presidente, ma poi di tutto lo staff, delle persone che credono nel valore anche dello sport, perché, vero Ezio, la vostra non è solo una fucina di campioni, ma è anche una modalità, un'occasione, un luogo per permettere ai ragazzi di praticare attività sportiva e quindi di stare insieme, di imparare delle regole, dei valori, fare in questo modo anche comunità, perché poi ci si ritrova anche con i genitori ed è il bello dell'attività che voi riuscite
iniziate a praticare. Allora io ti cederei la parola per presentare la tua realtà, ma anche naturalmente l'evento, questo evento importante che vede Padova protagonista. Grazie dottoressa Elisa Venturini, nostra amica da sempre, che ci ospita qui a Venezia in questo prestigioso palazzo. Vorrei, prima di dire qualcosa relativamente all'evento, far capire quello che avete appena visto nella clip. L'associazione nasce nel 1987, quindi avete visto delle immagini sfocate, delle immagini rovinate che provengono dai Super 8 del tempo. Poi già subito nell'89 abbiamo organizzato una Coppa Europa. Nel 1992 il primo campionato europeo è stato fatto a Padova, sempre organizzato da noi, quindi già eravamo molto attivi al tempo. Poi si è andato avanti evolvendosi, la pista era dove adesso c'è il Teatro Geox a Padova, quindi in prossimità dell'autostrada di Padova Ovest, e l'amministrazione comunale al tempo ha costruito il Parco Raciti, dove siamo adesso dentro, e lì hanno previsto una piccola pistina da BMX. Noi l'abbiamo subito accalappiata, anche perché dall'altra parte ci avevano mandati via, perché c'erano problemi da parte delle amministrazioni del tempo, siamo nel periodo un po' particolare, e alla fine da quella pista siamo arrivati alla pista che avete visto oggi, che è stata inaugurata nel 2021 e che quindi ormai a breve compie già 5 anni e già abbiamo la concessione in mano per altri 8 anni, quindi noi sappiamo che nei prossimi 8 anni riusciremo a continuare a fare la nostra attività. Che cosa dobbiamo dire dell'evento? Beh, l'evento riassume praticamente un'attività di tipo agonistico, ma anche no. Noi da sempre organizziamo gare, quindi abbiamo detto nell'89 e nel 92 già gare di carattere europeo, ma le abbiamo sempre organizzate durante tutti i nostri quasi 40 anni di attività. La BMX Week che cos'è? È un insieme di 3 manifestazioni, 2 gare di carattere internazionale, nel senso che potranno partecipare anche atleti provenienti da tutta Europa, e quest'anno si abbina a queste due si abbina il campionato italiano prova unica con l'assegnazione delle maglie tricolori. Ma essendo BMX Week vuol dire una settimana dove ci sarà anche altro. Durante la settimana, il martedì e il giovedì, all'interno della pista ci sarà la pista aperta, in modo che possano venire i bambini fino ai 10-11 anni e li faremo allestire un percorso idoneo a loro in modo che abbiano da fare i primi approcci. Mentre il giorno 6, che è la giornata clou del campionato italiano, sempre all'interno del Parco Raciti allestiremo una piccola fieretta dove ci saranno gli atleti paralimpici con le loro handbike, e poi ci sarà uno stand dedicato esclusivamente al ciclismo dove ci sarà la parte della sicurezza stradale, quindi ci saranno le moto staffette che accompagnano le gare di ciclismo durante tutte le attività domenicali. Ci sarà in esposizione anche una bici da pista in modo che si possa capire come è fatta e come funziona la pista. 2 cose voglio ancora dire. La nostra attività come associazione raccoglie circa 180-200 iscritti che tutti i giorni dalle 3:30, 4 del pomeriggio fino alla sera alle 9:30, 10 a turni lavorano e si allenano nel nostro impianto. Però noi non vogliamo che i ragazzi vengano lì e vengano tediati per fare esclusivamente il BMX, ma gli diamo la possibilità di agire in una multidisciplina e quindi, come avete visto anche dalla clip, abbiamo un gruppo di ragazzi che
lavorano anche sul velodromo e quindi con le bici da velodromo, quindi attività affine alla nostra nelle specialità veloci, quindi nella velocità. L'anno scorso abbiamo vinto il campionato italiano femminile con l'Anna Grigoletto nella velocità olimpica e quindi vuol dire che la nostra attività spazia a 360 gradi nel mondo del ciclismo. Ultima cosa, la seconda che volevo dirvi è questa. Ci sarà un giro di 8-9 mila persone durante tutta la settimana che verranno ad apprezzare la città di Padova, ma anche il Veneto in generale, perché arrivano da tutta Italia e anche dall'Europa. E quindi Padova è una meta ambita, sia dal punto di vista anche turistico, enogastronomico e via dicendo. Quindi abbiamo messo assieme sport, turismo, sicurezza e benessere, soprattutto formazione dei ragazzi. Questo è il nostro obiettivo principale. Se poi vinciamo anche le gare, tanto meglio. Grazie Elisa, grazie ancora di averci ospitati e ti cedo nuovamente la parola. In realtà grazie a voi, grazie all'associazione ASD Panther Boys, grazie agli atleti, perché con la BMX Week 2025 permettete a Padova e al Veneto di diventare una destinazione sportiva e turistica, con tutto l'indotto e con quello poi che in termini di presenze comporta. Quando incominciamo ad avere 5-6 mila persone che si muovono per una manifestazione, dall'idea dell'importanza ma anche dell'impegno da un punto di vista organizzativo, e questo va sempre sottolineato, soprattutto considerando la rilevanza anche degli appuntamenti sportivi, delle gare, delle competizioni che vedono atleti che provengono non solo dall'Italia, dall'Europa, da altri paesi. E appunto gratitudine perché vengono anche date delle opportunità ai nostri ragazzi a livello sportivo e a livello di comunità, di aggregazione, perché anche di questo noi abbiamo bisogno, soprattutto in questo momento storico dove la dimensione virtuale e digitale distoglie i nostri ragazzi dalle relazioni. Lo sport invece viene ancora ad essere uno strumento, un mezzo, una realtà che permette ai ragazzi di stare insieme. Ci vogliono anche degli educatori. Allora, da questo punto di vista, ecco il grazie a Ezio Piovesan, a tutta la sua squadra. Ci sono qui oggi presenti altri rappresentanti che inviterei poi qui sul palco. Grazie al vostro lavoro permettete di trasmettere dei messaggi positivi ai nostri ragazzi, e questa è la cosa più importante. Poi ben venga, come diceva il presidente della SD Panther Boys Padova, che ci siano anche dei campioni, però di fondo noi dobbiamo prima di tutto allevare i nostri ragazzi, e questa è un'opportunità da non perdere. Inviterei allora a questo punto il direttore sportivo e il consigliere, poi se Ezio... Sì, guarda, allora te li presento man mano che arrivano. C'è il direttore sportivo Toniolo Patrizia, che da 30 e passa anni gestisce tutti gli atleti, tutte le famiglie, i rapporti con le famiglie. Poi c'è la consigliera Giulia Bettamio, che è il braccio destro appunto del direttore sportivo e che anche lei fa un'attività importantissima al nostro interno. E poi abbiamo portato con noi rappresentanti praticamente dei nostri atleti, e quindi siccome noi abbiamo la maglietta gialla nella clip fino ai 60 ed oltre anni, abbiamo portato i rappresentanti un po' di tutte le categorie, fra le quali c'è anche il campione regionale Veneto, infatti porta la maglietta rossa della federazione ciclistica. Abbiamo Giancarlo Pitarello, abbiamo Cristian Pitarello e abbiamo Gianluca Morello, che è appunto il campione regionale Veneto. Questa è una rappresentanza piccola dei nostri, come dicevo prima, quasi 200, ma 180 iscritti, e l'attività continua però con i criteri che abbiamo detto prima. Prima l'educazione, prima il rispetto, poi lo sport, alla fine i risultati. E questo è il nostro format, il nostro brand.
Grazie ancora alla consigliera Venturini Elisa, che lei con le sue parole semplici fa capire a tutti di che cosa stiamo facendo. E lei ci è sempre stata vicino e continuerà ad esserlo, e quindi la invitiamo anche per le gare e la invitiamo anche per le nostre attività. Quando vuol venire, la porta è sempre assolutamente aperta. Anche per fare una corsa in BMX? Per fare la corsa in BMX la vedo un po' difficile, ma più che altro perché sì, ci sono i salti, bisogna stare attenti.